Maar dat is hier natuurlijk allemaal pienemussen in gelegen. Ja, die zijn er niet afgevallen. Zo. È stato del film, danno verso il mare, come anche i balconi, tipico appunto di quest'epoca storica. Qui sulla destra rivediamo i porti vecchi di Bari, il Porto Vecchio e il Porto Borbonico, e sotto c'è il Circolo della Vela, e l'epoca di ricostruzione il teatro non faceva parte della città di Bari, tant'è che c'era una specie di ponticello, un corridoio che lo collegava alla città, perché c'era già il Petruzzelli e quindi non era possibile. Rarese, con la splendida chiesa della Vallisa che un po' ci ricorda i Trulli, con le mezze cupole, e tutte queste colonne che vediamo qui sotto sono resti delle colonne romane, forse anche le navi, le barche, e la colonna bianca più grande che notiamo spostata in avanti segna il 128° miglio della distanza tra Bari e Benevento della via Traiana. Il fortino di Sant'Antonio è quello che vediamo qui sulla sinistra, il fortino di Santa Scolastica che vediamo di fronte, quello con gli archetti sulla parte superiore, poi c'è il fortino di San Domenico e infine il castello normanno svevo aragonese, e infine abitato dagli aragonesi, come vi dicevo all'inizio della nostra escursione, da Isabella d'Aragona e sua figlia Buona Sforza. Par exemple, qui fait partie de la muraille. Hein, et puis tout le long de la muraille, on a la fameuse avenue de Venise, appelée comme ceci, puisque en 1300... Angela, Vito et moi, on vous remercie pour votre présence aujourd'hui.